Veneziano. Bene, ho fatto questo piccolo video per tranquillizzare le persone che seguono il mio canale e anche quelli dei gruppi di Facebook di Legare Marietto Veneziano e anche quelli di Telegram, perché ho visto che i mass media, l'informazione generale, insomma, mette tantissima pressione e anche paura ai miei followers, ai miei iscritti anche del diario, e quindi alcuni mi hanno contattato in PVT chiedendomi un po' di spiegazioni, se potevo dare qualche dritta per dare un po' più di tranquillità, un po' più di serenità alle persone. E quindi il vostro Marietto prende la palla al balzo per mettere subito in pista dei circuiti che vi avevo già dato e che voi potete tranquillamente scaricare nel canale del Marietto Veneziano. Scusate, non nel canale del Marietto Veneziano, ma nel sito web del Capitano, che è il capitano.altervista.org. ad esempio questo bellissimo quadrante, cioè stampato, scusate, che serve più che altro per vedere la linea della vita, vedete? Qui in questo caso qui, se voi vedete la vostra linea della vita e vedete che è più lunga di quella che avete in questo periodo, cioè se voi ad esempio siete qui, vedete che avete ancora, se siete a 40 anni, vedete se avete ancora la linea lunga, e se l'avete lunga vuol dire che arrivate tranquillamente oltre. E quindi questo virus, questo gran can che i mass media di regime fanno, praticamente lo superate, no? Non dovete aver paura di niente. Però se avete anche un pendolino e avete i circuiti che il vostro Marietto vi ha consigliato di scaricare e stampare, possiamo subito andare a vedere se questo virus e questo sistema vi influenzerà negativamente. Quindi prima di tutto, come vi ho detto, prendete questo stampato e controllate la linea della vostra vita. Vedete qua, e questa qua, voi ve lo scaricate, lo stampate, oppure se non avete la possibilità di stamparlo lo guardate a video nel vostro cellulare, nel vostro computer o tablet o web tv, e guardate più o meno come siete posizionati. Vi consiglio di salire su un aereo con una persona che ha la vita lunga, così siete sicuri che quando prendete l'aereo resta in volo. E a parte questa battuta che mi è scappata, ma è la realtà, vi conviene guardare la linea della vita. Quindi se siete veramente terrorizzati o presi un po' dal panico, questo quadrante, questo stampato è uno di quelli validi che vi può dare subito una fotografia della situazione. Chiaro che se ho delle persone che mi seguono che hanno già 90 anni e quando arrivano qui, sono già fortunati, no? Però se una persona è fra i 40 e i 50 anni e vede che la linea della vita è più lunga, non si deve preoccupare per questo virus che sta prendendo per la maggiore in tutti i media. Sembra che ci sia solo lui. Poi se avete anche stampato qualche altro circuito come questo qua, il quadrante radiostesico per la valutazione, vedete, questo qui è ottimo perché potete chiedere se questo virus vi darà fastidio, e ipotizziamo che lo chiedo per me, e vedete che il pendolino incomincia a girare e questo virus mi dice chiaramente che non mi darà fastidio. Vedete, molto probabilmente all'inizio mi ha dato fastidio a livello di percezione, ma poi il pendolino, ad esempio in questo caso qua, gli dice di no. E voi dovete chiedere la stessa identica cosa. Vedete, il pendolino è chiaro, è partito sul sì, perché a livello di percezione questo sistema mass mediatico che ci bombarda ogni giorno ci vuole in un certo senso far credere che sia una cosa impossibile da superare, ma poi alla fine questo virus non ci darà, almeno chiedendo per il sottoscritto, non mi darà fastidio. E quindi potete provarlo voi tranquillamente a casa, tanto per tranquillizzarvi. Poi, fatto questo, o se volete chiedere per qualcun altro, basta che qui mettete una fotografia, uno scritto, un suo nome, cognome e data di nascita, oppure un capello, un pezzo di unghia, qualsiasi cosa che faccia da testimone per il soggetto.
Poi abbiamo un altro circuito molto semplice che vi ho sempre consigliato di stampare, e per vedere il quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, e possiamo vedere se quello che voi state facendo per poter arginare questo bombardamento mass mediatico è abbastanza. Quindi chiediamo al pendolino se state facendo abbastanza per poter, o se quello che state facendo per frenare questo bombardamento lavaggio del cervello è favorevole a voi. E vedete che in questo caso qua passo molto favorevole, quindi diciamo che ho attivato tutti i sistemi per poter essere più trasparente e libero e indifferente a questo lavaggio del cervello, che sicuramente in alcuni casi sarà reale, ma in molti altri casi sarà solamente un panico costruito ad arte. Bene cari amici, questi piccoli 2 circuiti più il nostro, questo che vi ho fatto vedere per il sì e il no, che voi conoscete già abbondantemente e potete solamente fare la domandina per voi o per i vostri cari, e poi questo qui che chiaramente avete già visto in altre pillole, che serve praticamente a vedere un po' la linea della vita. Ve lo consiglio di scaricarlo, vedete, di scaricarlo e controllare la vostra lunghezza della vita, così che siate sicuri che praticamente superate anche questo periodo, perché molte persone mi hanno contattato e sono veramente impanicate perché ogni giorno sentono nei mass media cose sempre più importanti, ma purtroppo molte volte sono caricate ad arte le cose, no? Sicuramente c'è un pericolo impellente, ma non esageratamente come viene prospettato. Bene cari amici, il vostro Marietto anche oggi vi ha dato una piccola pillola. Questi circuiti sapete che potete scaricarli dal capitano.altervista.org, oppure venire a trovarci il Degarda e Marietto Veneziano nei gruppi di Facebook o sul canale Telegram. E se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Degarda e Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!